Buongiorno a tutti, oggi vi farò vedere come si utilizza Fresh Paint per Windows 8. Allora, innanzitutto andiamo in Start, Fresh Paint, per chi già ha Windows 8, e forse funziona anche sugli altri programmi, ma non si sa ancora. Allora potete fare le vostre creazioni oppure potete comprare dei pacchetti strani. C'è il pacchetto divertimento che è gratis, però dovete registrare con l'indirizzo di posta elettronica e password. C'è il pacchetto fantasia che costa 1,20 €, il pacchetto avventure 1,69 €, pacchetto amici 1,69 € e ci sono 50 immagini da colorare. E se volete fare delle creazioni andate su nuova, aspettate, così, ecco, vi apparirà tutto quello che volete. Avete i pennelli e potete fare dei disegni strambi, quello che volete. Con questa freccia potete tornare il disegno come era prima. Se volete riprendere questo menu dovete cliccare il tasto destro. Se ne fate potete fare varie grossezze, varie dimensioni del pennello e lo lasciamo così. Poi questo è il pennello a punta, no? C'è questo qui dritto, piccolo, che lo va un po' più dritto, oppure se no nel colore rosso c'è questo qui largo, spiaccicato, per esempio, per fare un esempio. Se no c'è questo qui dritto, un po' più sparacchiato in aria, che viene un po' storto. Sono i gessetti, siamo arancione, cambiamo colore. Il gessetto, se siete precisi, viene dritto, c'è questo quadrato colore tondo, questo qua colore tondo, si capisce. E c'è anche la matita normale, diciamo così, la matita normale viene dritto se avete il mouse che funziona bene, se siete precisi con il mouse e cose così, vi servirà. Questa è la gomma per cancellare, anche la gomma ha diverse dimensioni, questo è il massimo. Scusatemi, metto la registrazione un attimo in pausa, ci vediamo fra un po'. Scusate per l'interruzione, mi ha chiamato mio padre per farmi vedere una cosa, per niente. Allora andiamo su superficie, potete subito asciugare e avete 1, 2, 3, 6 tipi di tela e 6 tipi di carta. Poi avete anche lo sfondo, il colore dello sfondo, potete anche modificarlo oppure scegliere un'immagine. Facciamo un'immagine, prendiamo una caso, facciamo questa e scegliete un'immagine qualsiasi. Facciamo questa qui, apri, eccoci vedere l'immagine. Potete scegliere se la volete su carta l'immagine oppure su tela. Io la preferirei su carta l'immagine perché è più chiara. Potete tornare su strumenti, prendere la matita, modificare un po' questa, colorarla così a casaccio, potete scrivere le cose e così via. Per Fresh Paint, per il video di Fresh Paint dovrebbe essere tutto.
se voi volete fare delle creazioni e cose così, se volete vedere delle creazioni che ho fatto io con i miei amici, scrivetemi, commentate il video, se vi piace naturalmente commentatelo, se no non dovete commentarlo. E vabbè, per questo video è tutto, ci vediamo nei prossimi video, spero che vi sia piaciuto e arrivederci.